Quando arrivai sul palcoscenico si era alla metà del terzo atto. Don Antonio si appoggiava ad una quinta, era stanco. Si vedeva dai gesti e dalla voce che di tratto in tratto gli mancava, obbligandolo ad interrompersi. Chi lo conosceva come me poteva ben dire che egli non era quella sera l'attore pieno di spirito e di vita che dominava sul palcoscenico. Alla scena in cui Pulcinella si spaventa scorgendo l'ombra della dama bianca, sentii la sua voce affievolirsi a tal segno da morirgli fra le labbra. Ma il pubblico credette fosse l'effetto della scena e applaudì con crescente entusiasmo. Intanto si era giunti al finale del terzo atto della commedia, in cui il Milzi, che sosteneva la parte del bersagliere, abbracciava l'amante mentre Pulcinella si frapponeva fra loro esclamando «Alto là! La dama bianca non permette gli acchiappabiminus!» Erano queste le ultime parole del terzo atto della commedia e dovevano, purtroppo, essere queste le estreme parole che dovevano uscire dalle labbra di Antonio Petito. Egli proferì quelle parole a stento, con uno sforzo supremo, con un balbettamento quasi infantile, e mentre il sipario scendeva fra un applauso fragoroso, mentre il pubblico chiamava il grande attore alla ribalta, egli corse nelle quinte quasi barcollando, strappò al Di Napoli la sedia sulla quale era seduto e vi si lasciò cadere a un tratto, come se le gambe non potessero più reggere il peso della persona. «Aspetta, domo, pudive dicere im suseva», esclamò il Di Napoli a quel brusco urtone che per poco non lo fece cadere, ma il Petito non rispose. Con un gesto rapido della mano si alzò sulla fronte la maschera come se gli desse fastidio e di sotto a quella gloriosa maschera nera apparve la faccia, una faccia pallida, cerea, triste, che gli occhi scialbi ed appannati non riuscivano più ad illuminare di quel raggio interiore, che è l'anima, la vita. Le labbra livide tremarono come profferendo parole incomprensibili e si contrassero poscia in una smorfia tragica. Il Santelia, non comprendendo ancora e credendo che il Petito come al solito scherzasse, esclamò, sorridendo, «Che Totò, ma cuffie!» Ma non aveva ancora profferite queste parole che si udì un tonfo sinistro sul tavolato del palcoscenico, dove il Petito stramazzò improvvisamente, come fulminato. E mentre tutti i comici del San Carlino accorrevano intorno a lui, sua sorella Adelaide proruppe in un grido disperato. «È morta Toton!» Un urlo straziante in cui il pianto si univa al terrore e alla sorpresa corse sul palcoscenico e tutto a un tratto in quel piccolo teatro ancora echeggiante di fresche e allegre risate passò il tragico soffio della morte, suscitando fra gli spettatori la curiosità e lo spavento. Si udì il brontolio cupo e minaccioso del pubblico che si ammutinava nei palchi e nella platea e parve che a quella tragica notizia corsa improvvisamente per la città tutto il popolo tentasse da un momento all'altro di rompere sul palcoscenico e si fu obbligati ad alzare il sipario. E allora davanti agli occhi di quel pubblico, che pochi momenti prima aveva finito di ridere e di applaudire, apparve lugubremente disteso su d'un materasso, in mezzo al palcoscenico, il corpo del più celebre Pulcinella del San Carlino, un corpo immobile, esanime, dove la tragica nota della morte contrastava ancora col camice bianco e la maschera nera. Intorno a lui, intorno ad Antonio Petito, tutto il teatro, tutto il vecchio e giocondo San Carlino piangeva. E mentre i comici singhiozzavano inginocchiati intorno a quel corpo che non dava segno di vita, gran parte degli spettatori, non reggendo più a tanto strazio, lasciarono il teatro atterriti.